Bando di 5 banditi incappucciati assalta in piena mattina una villa di Chiarano, paura per una 19enne che riesce a sfuggire e dare l'allarme. Banditi in fuga dai carabinieri, panico in centro. Notte di follia paese, banda ruba camion e furgoni per bloccare Feltrine ferrovia. Prima di assaltare un negozio, treno si scontra con uno dei mezzi lasciato sui binari. Miracolosamente non aveva passeggeri. Un'altra spaccata a Treviso, nel mirino il bar Ninfea di San Giuseppe, in azione la stessa banda che ha colpito altri locali. Ladri individuati e denunciati ma già liberi, esercenti esasperati. Bufera rincari, tavolo fissato per il 9 dicembre con le associazioni di categoria dopo l'aumento delle tariffe annunciate dalla Giunta di Treviso. Domani alle 11 a Treviso l'addio a Nicola Toniana. Il feretro sarà portato a spalle in un corteo a piedi dalla casa dello storico imprenditore fino al Duomo. Terribile schianto ieri a tarda sera sulla Lemagna tra la frazione di Faè e Longarone, a perdere la vita una giovane mamma di 33 anni. Mancano strutture e personale, l'allarme del presidente dell'Unione regionale delle case di riposo. È già uno tsunami sociale, servirebbe un ministero specifico. Con oggi si è conclusa a Motta l'esercitazione che ha visto coinvolte oltre 20 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli. Dal 14 dicembre al 6 gennaio oltre 100 presepi artigianali animano il borgo di Mura tra vicoli, cortili e campagne, accompagnati da spettacoli e momenti di magia natalizia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca di 24 ore davvero concitate nella Marca, da Castagnole di Paese a Chiarano. A Chiarano andiamo subito, è la nostra storia di apertura, è un assalto, un vero e proprio assalto in villa, quello che si è registrato questa mattina alle 10:30 in una villa che si trova in pieno centro davanti all'asilo comunale. In casa c'era un ragazzo di appena 19 anni. Alla scena hanno assistito anche vicini e residenti che hanno lanciato l'allarme. 5 banditi con il volto travisato che sono entrati in azione. È scattato anche un inseguimento da parte dei carabinieri. L'auto dei ladri ha anche divelto il cartello stradale che si trova proprio davanti all'asilo. Coglioni di merda! Meritate di morire, facci di merda! Sono le 10:39 del mattino in pieno centro a Chiarano e quelli che vedete sono i ladri che stanno fuggendo dalla villa della famiglia Anzanello, inseguiti dai carabinieri. Minuti e secondi ad altissima tensione, anche perché in casa c'è un ragazzo di appena 19 anni. È stato lui a lanciare il primo allarme e a rifugiarsi in un posto sicuro all'interno dell'abitazione che si trova a ridosso del municipio e di fronte all'asilo, dove inevitabilmente diverse persone hanno assistito a parte della scena. Ma andiamo con ordine. I delinquenti arrivano a bordo di una Mercedes scura e si accaniscono contro il cancello della villa, usano un piede di porco e a quanto pare spruzzano dello spray al peperoncino alla volta di Sky, un cane da guardia dalla mole impressionante. Una donna che vive nel condominio vicino avverte anche il figlio del proprietario, Eric Anzanello, che sta lavorando per l'azienda di famiglia in un cantiere a Oderzo. La descrizione della vicina di casa è dettagliata e in tempo reale. 4 persone, 5 uno in macchina, e subito mi sono spaventato. Mi sono spaventato perché non sapevo se avevo dei familiari in casa. E poi ho scoperto di avere mio fratello. Pensare che potesse esserci qualcuno che poteva fargli del male era veramente la cosa che più mi assillava. Infatti mi sono accertato subito delle sue condizioni, è stato molto caparbio, coraggioso. E poi mi sono accertato anche del cane, perché per noi è un membro della famiglia, quindi che stesse bene anche lui. I malviventi restano nell'abitazione 6 minuti e creano il caos, arraffano il possibile, soprattutto giacche e oggetti di marca, ma l'arrivo tempestivo dei carabinieri li sorprende. L'area furtiva viene lasciata nel corridoio, da qui la fuga sul retro. 3 fuggono sul lato della provinciale, l'SP54, e uno fugge da via Marconi, c'era un palo all'esterno con una macchina molto veloce
veloce, che comunque in manovra ha buttato giù dei paletti, quindi ha fatto anche danni al patrimonio comunale. Quello che è uscito da davanti ha avuto una colluttazione con uno dei carabinieri che lo ha spinto a terra e mi sembra che gli ha fatto anche male, e poi è riuscito a mettersi in fuga in maniera rocambolesca, perché mi sembra stato anche investito dalla propria macchina che cercava di andare in fuga. Una situazione di potenziale pericolo, la manovra azzardata con il segnale di velto avviene davanti all'asilo, l'auto è a folle velocità e viene poi immortalata anche da altre telecamere di attività vicine, compreso l'inseguimento da parte dei carabinieri. Eric Anzanello, che è anche assessore comunale a Mansuè e vanta una lunga esperienza amministrativa, non parla solo da proprietario e lancia un appello. Era stato istituito qualche anno fa proprio qui a Chiarano la possibilità di girare con delle ronde mediante la protezione civile. Spero che qualcuno mi ascolti e possa riattivare questa cosa, anche perché io stesso faccio parte della protezione civile e mi presto volentieri a questo servizio per salvaguardare la tranquillità della cittadinanza. E veniamo alla notte di follia che invece si è vissuta lungo la Feltrina. Siamo all'altezza di Castagnole di Paese. Per commettere una spaccata al centro commerciale, una banda di malviventi ha prima rubato dei mezzi da una ditta edile, poi ha bloccato la strada regionale. Alla fine uno di questi mezzi si è anche scontrato con un treno passeggeri alle 5:30. Veramente attimi e sequenze concitatissime. Facciamo il punto. Sono tasselli di un mosaico di follia quelli che i carabinieri accanto alla Polfer stanno tentando di mettere al loro posto. Una scia di furti terminata con un furgone rubato travolto da un treno passeggeri, fortunatamente non carico, alle 5:30 circa del mattino, sullo sfondo l'area di Castagnole a Paese, lungo la strada regionale Feltrina. Una notte lunga, lunghissima, iniziata ufficialmente con l'allarme partito dal centro all'Iper per una spaccata al Beauty Star che si trova all'interno. È l'1:45 quando un fiorino usato come ariete sfonda le vetrate della galleria commerciale. L'azione è fulminea, i malviventi arraffano buona parte dei profumi di alta gamma. Viene allertato anche il vice direttore del centro. Appena mi hanno chiamato mi sono messo in moto e sono arrivato qua. Ho dovuto farmi la strada a piedi da Oro fino a qua perché la strada era chiusa. Proprio così, perché chi arriva sul posto capisce che i ladri prima del colpo hanno bloccato la Feltrina. Un camion viene trovato in direzione nord, l'altro a sud. Di fatto la regionale risulta come sigillata. La videosorveglianza interna riprende la scena, le immagini vengono poi acquisite dagli inquirenti. All'incirca 6-7 persone saranno state. Erano travisate? Sì. I carabinieri scoprono praticamente nell'immediato che i mezzi risultano essere stati rubati circa un'ora prima da un'azienda di Castagnole, la ditta edile Martini. I due camion, uno a 3 assi, l'altro a 4, sono stati usati per bloccare la strada, il fiorino appunto come ariete e un daily per caricare la refurtiva, furgoncino che viene poi abbandonato sui binari della ferrovia in mezzo ai campi dopo un percorso su strada sterrata. Qui sarebbe anche avvenuto il travaso dei profumi rubati, alcuni sono rimasti anche a terra. Alle 5:30 lo scontro con il primo treno regionale di giornata diretto a Montebelluna per entrare in servizio. L'impatto inevitabile, fortunatamente non ci sono feriti, resta la conta dei danni e la caccia aperta alla banda. Certo che arrivare qua alle 2 di notte un po' frastornati e trovarsi il disastro che c'era non è certo piacevole. Traffico ferroviario che è stato ripristinato soltanto alle 13:30, ma viste le conseguenze poteva andare davvero peggio. A parlare sono anche i proprietari dei mezzi rubati. Pensate che il daily è stato ancorato ai binari della ferrovia con delle corde. È distrutto, perché l'hanno addirittura bloccato nella ferrovia con 2 corde prelevate, sempre rubate dal nostro cantiere, ed è là, come si vede dal video. Perché il tema è proprio questo, cioè lo hanno ancorato ai binari della ferrovia. Sì, ancorato, dove che però noi non sapevamo neanche che potevano accedere alla ferrovia, loro lo sapevano.
C'è prima di tutto stupore nelle parole della famiglia Martini, proprietaria dei mezzi rubati per la spaccata al centro commerciale Aliper di Castagnole. Il deposito della ditta edile si trova poco distante e sicuramente i malviventi avevano pianificato il maxi colpo in ogni dettaglio, ma oltre lo shock aleggia una domanda. Chi paga? Per adesso sappiamo che paghiamo noi quello che riguarda il disagio che abbiamo avuto, i camion sequestrati e il dell'Iro, e per il resto siamo in attesa adesso delle comunicazioni da parte della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri. C'è poi l'altro fronte, quello ferroviario, con il traffico bloccato per metà giornata. Operai e tecnici di FS hanno lavorato senza soluzione di continuità dall'alba per ripristinare il servizio. Tra chi è accorso c'è anche il giovane Marco Bertuola, residente a Castagnole e animatore di un gruppo social dedicato proprio ai treni. La collisione, racconta, è stata potente. Ha danneggiato il gancio automatico del treno e il vomere che sarebbe praticamente sotto il motrice, e ha danneggiato pure anche un palo della trazione elettrica, che qualche giorno fa hanno fatto anche le corse prove per l'attivazione della trazione elettrica il 14 dicembre. Il treno è ripartito soltanto alle 13:30 dopo la messa in sicurezza dell'intera area. La consapevolezza è che poteva andare molto peggio. Così sulla Feltrina a Castagnole di Paese un'altra spaccata si è registrata a Treviso, stavolta nel Mirino, il bar Ninfea di San Giuseppe. Tra l'altro la stessa banda che aveva colpito altri locali. I ladri sono stati individuati, denunciati ma rilasciati alcune ore dopo, e anche per questo i negozianti e i commercianti sono esasperati. Sono due uomini, uno di 50 e uno di 55 anni e una donna di 45. Dentro la borsa o comunque nella macchina hanno trovato un martello, quindi loro dalla parte del toglichiodi, cioè quella parte diciamo fatta a coda, battono sulla porta finché si forma una crepa e dopo con i piedi tutti e tre danno addosso la porta finché non si sfonda. Ennesima spaccata della settimana, questa volta al bar Ninfea di via Albertino da Corona a San Giuseppe, bar centrale e noto nel quartiere. Anche in questo caso non c'è stata refurtiva, ma solo danni causati da parte di 3 trevigiani con svariati precedenti penali che qualche ora prima erano stati al Tiffany di Canizzano. Anche in questo caso sono stati i vicini a chiamare le forze dell'ordine, arrivate nel giro di pochi minuti. Li hanno cercati e nell'arco di 3/4 d'ora, dalle 2:30 alle 3:15, sono riusciti a prenderli. Mi hanno chiamata, naturalmente siamo andati in questura, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, per di più la polizia ha trovato sotto le loro scarpe pezzi di cristallo della mia porta. Oltre a questo anche un tagliandino con un QR code di Satispay trovato nella macchina incastrava i delinquenti, ma senza fragranza di reato sono stati rilasciati, liberi di colpire di nuovo. So che quando sono stati rilasciati domenica mattina, so che nella notte tra domenica e lunedì sono andati su un altro bar, perché modus operandi lo stesso, a Villorba. Anche il sindaco Conte si esprime portando solidarietà e auspicando la risoluzione del problema in tempi brevi, soprattutto anche la certezza della pena. Ovviamente dà fastidio e porto la mia vicinanza alle vittime, che sono le attività commerciali che magari molte volte si trovano costrette a spendere migliaia di euro per ripristinare il danno. L'auspicio è che si riesca quanto prima a individuare i responsabili, e l'auspicio è che una volta individuati queste persone possano rimanere in galera per un po' di anni. L'esasperazione tra commercianti e cittadini è palpabile e il senso di sconforto evidente. Non abbiamo mezzi, non dico per difenderci, ma per tutelarci, perché comunque anche se vengono presi e noi facciamo la denuncia, sono fuori dopo 2 ore, magari ce li ritroviamo fra una settimana che ci riprovano, sistemiamo i danni, che qua a una porta così, penso come tutti siamo sui 3.000 euro di danni, e magari fra un mese ce la risfondano di nuovo. Dispiace tanto perché è un bar che noi frequentiamo spesso, e ci dispiace per il fatto anche perché ci sentiamo poco sicuri, ecco.
Commercianti, negozianti che già sono esasperati in polemica per l'aumento delle tariffe annunciate da Cassugana. Il tavolo con il Comune è stato fissato per il 9 dicembre. Siamo consapevoli che la manovra era un po' impopolare, ma è una manovra responsabile, perché vogliamo continuare a garantire i servizi alle persone, vogliamo continuare a tenere alta la qualità dei servizi che il Comune offre e abbiamo semplicemente adeguato le tariffe, alcune ferme dal 2010. Siamo convinti e abbiamo sempre lavorato attraverso il confronto e quindi già nei prossimi giorni incontrerò tutti coloro che rappresentano la città e che in questo momento hanno anche qualcosa giustamente da dire. Ricordo però che gli equilibri di bilancio devono essere sempre garantiti. Difende a spada tratta il sindaco Conte gli aumenti tariffari su parcheggi, asili e palestre che saranno implementati a partire dal prossimo anno, anche se apre alle soluzioni possibili portate sul tavolo dalle categorie imprenditoriali. All'incontro del 9 dicembre prossimo nessun pregiudizio ideale, quindi solo la quadratura dei conti. Questa operazione è stata fatta proprio in previsione del bilancio previsionale, quindi un bilancio che riguarda la municipalità per l'anno 2026, 27 e 28. Quindi pronti ad accogliere ogni tipo di proposta purché si tenga conto delle esigenze di bilancio. Quaderni contabili alla mano da una parte e dall'altra con idee nuove che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Per il momento però il sindaco conferma che la soluzione proposta è stata necessaria per non tagliare gli aiuti al sociale come quelli degli asili nido comunali e le tariffe restano comunque ancora le più basse. Noi abbiamo messo in campo queste scelte proprio perché dobbiamo recuperare delle finanze rispetto a delle tariffe che, ricordo, sono ancora, nonostante gli adeguamenti, le più vantaggiose a livello provinciale e le più vantaggiose a livello regionale tra le altre città capoluogo. Quindi capiamo che andiamo a toccare le abitudini, è altrettanto vero che se andiamo a vedere tutte le altre città del Veneto si paga la pausa pranzo e si paga pure la domenica. Sabato alle 9:30 nella chiesa di Barcon di Vedelago i funerali di Luca Trinca, il 55enne rimasto ucciso dal basculante del garage, guasto da tempo e che sarebbe stato aggiustato il giorno dopo, caduto su di lui schiacciandolo. A dare l'allarme un passante, ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. Trinca, idraulico nell'azienda di famiglia, lascia la mamma Lidia e la sorella Deborah. E ci saranno tante autorità locali e nazionali per i funerali di Nicola Toniana. Domani alle 11 in Duomo a Treviso il feretro sarà portato a spalla e arriverà direttamente dall'abitazione di via Avogari, dove da ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente. Sarà portato a spalla dalla sua casa di via Avogari fino al Duomo di Treviso. Quasi un funerale d'altri tempi per Nicola Toniana, scomparso improvvisamente mercoledì scorso a 73 anni. Ieri e oggi c'è stato il saluto alla Camera Ardente, allestita nella sua abitazione nel cuore della città. Domani il feretro partirà intorno alle 10:30. Il corteo a piedi, gestito da Gigi Trevisin, percorrerà Vicolo Avogari e via Longhin, per poi entrare in piazza Duomo da via Risorgimento. Ad accompagnarlo con la fascia tricolore i primi cittadini di Treviso Mario Conte e di Venezia Luigi Brugnaro, mentre saranno tante le autorità che in forma privata presenzeranno ai funerali ufficiati da Monsignor Marco Saldiato, parroco della cattedrale. Al termine la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia al cimitero di San Lazzaro. Perquisizioni, torniamo alla cronaca, anche nella Marca trevigiana da parte dei carabinieri della NAS nella maxi operazione denominata Alchemia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Savona su un traffico illecito di farmaci dopanti. In provincia di Treviso le perquisizioni hanno interessato le abitazioni di un 40enne e di un 50enne di Susegane Altivole. Nella circostanza i militari hanno sequestrato alcune compresse di dubbia provenienza. Complessivamente sono state una sessantina le perquisizioni del NAS in una quarantina di province italiane, destinatari dei provvedimenti persone gravitanti nel mondo del bodybuilding. Mentre la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale slitta ancora per il riconteggio, tutto in casa Fratelli d'Italia, dei voti di Gio Formaggio e Giulia Sottoriva, il presidente del Veneto Alberto Stefani è tornato a parlare nelle scorse ore della nuova giunta.
Per la Giunta ci sono 10 giorni dalla data della proclamazione, che non è ancora arrivata, ma siamo già a buon punto e cercheremo ovviamente di fare il prima possibile nell'interesse del Veneto e dei veneti. Decideremo persone che nel loro percorso politico, professionale o formativo abbiano avuto un bagaglio, abbiano maturato un bagaglio importante nell'ambito di riferimento. Hai detto per i veneti, ha detto sarà il presidente di tutti i veneti. Cosa sente dire anche a quel 52-53% che non ha votato? Beh, innanzitutto è fondamentale lanciare un piano di lavoro per incrementare l'affluenza alle urne. Per farlo serve coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, proprio per questo ho deciso di trattenere la delega alle politiche giovanili e di occuparmi direttamente delle questioni che riguardano i giovani. Ci saranno molti giovani anche in giunta, diciamo, neofiti. Beh, faremo del nostro meglio, poi ovviamente il Consiglio regionale è stato eletto dai cittadini, sulla base di quello faremo le scelte migliori per il Veneto e per il nostro straordinario territorio. Qui saranno consiglieri, non ci saranno esterni, sono tutti consiglieri eletti. Ma faremo delle valutazioni al momento opportuno, in questo momento stiamo ovviamente valutando prima gli eletti e poi faremo le nostre valutazioni sulla base degli ambiti di riferimento. E a proposito di politiche sociali, vi diamo conto dell'allarme del Presidente dell'Unione regionale delle case di riposo, che nei nostri studi ha detto che mancano strutture per accogliere gli anziani, che sono sempre più in aumento, ma sta diventando preoccupante, cronica la carenza di personale. Siamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani, Volpe, è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000, nel 2050 supereranno le 670.000 unità. Di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più. Non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture, e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, noi non abbiamo un ministero per gli anziani. E poi c'è la giornata mondiale della disabilità, con l'inaugurazione nelle scorse ore di una nuova sede per 3A Valore, società che tratta ogni giorno di risarcimenti e che si occupa ogni giorno proprio di disabilità.
Oggi sono orgoglioso di inaugurare questa nuova sede proprio in una giornata così importante, la giornata internazionale della disabilità. Gran parte dei nostri assistiti purtroppo vivono in quelle circostanze, quindi noi ogni giorno viviamo a contatto con tutte le difficoltà, tanto è vero che noi come azienda, come Valore SpA, sosteniamo molte associazioni, sosteniamo molte iniziative che cercano di tutelare e dare valore alla vita in ogni circostanza e forma. Una nuova sede tutta trevigiana in via Piave 25 per lo studio 3A Valore, società che si occupa di risarcimento danni, e giorno dell'inaugurazione scelto non a caso, quella giornata mondiale della disabilità indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. Ridare inclusione e valore all'interno della società resta lo scopo primario anche per lo studio 3A che si occupa da più di 25 anni di queste problematiche. A noi non piace distinguere le lesioni fisiche, la disabilità che possa derivare da malattia o da circostanze naturali, da incidenti. Comunque in ogni caso noi, trattando tutte pratiche di responsabilità civile, quindi di risarcimento danni, è chiaro che noi viviamo in prima linea tutte le loro difficoltà e dove non arriva lo Stato cerchiamo di arrivare anche noi. Nel nostro caso è anche con l'anticipazione di spese per curare, per dare delle protesi, per dare tutto quello che sono gli ausili che possono permettere a queste persone di vivere dignitosamente la loro vita. Un servizio che fa entrare il team dentro alle famiglie, creando rapporti umani che si consolidano anche dopo la chiusura delle pratiche. Diamo un servizio alle famiglie che ci riempie, insomma, anche a livello affettivo, non solo che professionale, no? Anche nel suo personale, insomma, entriamo in confidenza, ci fanno entrare nel loro mondo, è una cosa che veramente poi ci lascia qualcosa di positivo, oltre che dare questo servizio, no? Questa mattina a Conegliano, spettacolare cerimonia di posa della prima pietra del monumento che sarà dedicato ai Vigili del Fuoco in occasione del ventennale del distaccamento coneglianese. Un pompiere assicurato all'autoscala ha simbolicamente posato la prima lastra dell'opera che sorgerà su un terreno del comune. Il monumento intende diventare parte integrante della città per ricordare l'impegno e la dedizione del corpo dei Vigili del Fuoco. Il progetto del monumento, che sarà completato nei primi mesi del 2026, prenderà spunto da un disegno realizzato dagli studenti di 2 classi dell'Istituto Marco Fanno, vincitore del concorso indetto qualche mese fa tra le scuole proprio di Conegliano. Sono pronto a portarvi a Motta di Livenza per un'importante esercitazione, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta andiamo a Motta di Livenza, dove oggi si è conclusa la maxi esercitazione che ha visto coinvolte oltre 20 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli. Ci racconta tutto Lucio Zanato. La NATO deve essere coesa, la coesione tra i vari eserciti passa sempre attraverso l'addestramento e passa sempre attraverso la condivisione delle esperienze. In questo senso si è svolta l'esercitazione AD25. Per 10 giorni tra Veneto e Friuli si sono messe a punto le operatività tipiche del CIMIC Group di Motta di Livenza, che ha il compito di dare ai centri di comando la visione più chiara possibile degli scenari di guerra, tenendo conto non solo degli eserciti ma anche della popolazione civile. L'esercitazione non riguarda solo il Veneto o solo Motta di Livenza? Sì, è vero, siamo schierati anche in area friulana, nel nord-est, quindi nella zona di Udine. Abbiamo toccato le città di Osoppo, abbiamo trovato vari insediamenti lì con la popolazione locale, abbiamo interagito. Noi vogliamo rendere i nostri operatori particolarmente capaci nel dialogo e nella negoziazione, per cui abbiamo una forte interazione con la comunità locale, dove gli amministratori locali, gli esponenti delle istituzioni locali si prestano effettivamente a fare da attori, ma nel loro ruolo, e creano le condizioni di difficoltà per i nostri operatori che devono imparare a mediare. Come nell'esercitazione che ha visto protagonisti i lagunari, che simulava un bombardamento ad una struttura lungo il fiume, dove gli uomini del CIMIC entrano in contatto con i responsabili civili del luogo per poi riportare la situazione a chi deciderà come agire. In tutto questo è importante la rete di comunicazione e di coordinamento da queste tende operative. Con i moderni conflitti in corso le decisioni vanno sempre più ricercate in maniera rapida. La cosa importante è che bisogna saper decidere bene e rapidamente. 20 gli eserciti coinvolti
coinvolti tra appartenenti alla NATO e da nazioni partner, con oltre 200 uomini operativi nei diversi scenari. Quando parliamo di operazioni militari, soprattutto a livello internazionale, il dialogo che si instaura tra la componente militare e la componente civile serve a generare sinergie. È la testimonianza del fatto che il Multinational CIMIC Group fa le cose per bene ed è riconosciuto universalmente come capacità primaria dell'Alleanza Atlantica. Visita a Caselle d'Altivole del presidente nazionale ANAS Sebastiano Favero ad Alfredo Visentin, che con i suoi 107 anni è il vecchio degli alpini della Marca. Grande alpino! Così anche il presidente Sebastiano Favero ha voluto festeggiare i 107 anni dell'alpino Alfredo Visentin. Con lui il presidente della sezione di Treviso Franco Giacomin e il consigliere Daniele Bassetto. Nato il 2 dicembre 1918, per Alfredo l'appartenenza alle penne nere è parte della sua vita. Dopo l'esperienza di guerra sui fronti di Albania e Grecia è stato cofondatore del gruppo di Caselle d'Altivole, che l'ha festeggiato col capogruppo Luciano Perin e le altre penne nere della comunità. Un traguardo importante quello dei 107 anni, che permette ad Alfredo di sentirsi il vecchio di tutti gli alpini trevigiani. Ringrazio tutti, che sono proprio contento della vostra compagnia. Veniamo allo sport. Il rugby comincia sabato in trasferta in Sudafrica l'avventura di Coppa per il Benetton. Cambio di mindset per andare fuori in Johannesburg. Staccare dallo United Rugby Championship dopo la sconfitta contro l'Ulster. Forse arriva a proposito la pausa di 2 settimane dal campionato per tuffarsi nell'avventura della Challenge Cup, in viaggio verso il Sudafrica per l'esordio in trasferta contro i Lions. Lions sono una squadra che giocano sempre largo, non sono una squadra con tanta struttura, quindi in difesa dobbiamo stare connessi sempre, ma in attacco abbiamo tante opportunità per fare line break, per fare mete, perché loro non sono sfruttati in tutti e due lati del gioco. Quindi. Ultimo incontro giocato da centro, un ruolo che il diretto interessato trova adatto alle sue caratteristiche. Mi piace giocare al centro, ho fatto 2 anni a Wasp al centro, quindi è normale per me per giocare tutti e due al centro. È un po' di cambio perché è più fisico, anche c'è più contatto, ma mi piace da giocare così. La Coppa ha un fascino particolare per il Benetton, che negli anni ha sempre recitato un ruolo da protagonista, anche se è mancato lo step decisivo, quello che potrebbe arrivare in questa stagione. I Leoni sono più che ottimisti. Siamo quasi lì, dobbiamo saltare questo, non so come dire, hurdle, ma è una grande sfida per noi. Possiamo, se facciamo le cose che sappiamo che possiamo vincere il campionato. Dal 14 dicembre al 6 gennaio oltre 100 presepi artigianali animano il borgo di Mura tra vicoli, cortili e campagne, accompagnati da spettacoli e momenti di magia natalizia. Noi è da 21 anni che allestiamo il nostro piccolo borgo, che fa parte del comune di Cisone di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, patrimonio dell'UNESCO. Nel suggestivo borgo di Mura, dove ogni pietra racconta una storia antica, il Natale torna a brillare di una luce speciale. Anche quest'anno, tra i vicoli silenziosi e i cortili nascosti, prende vita il presepe diffuso, una fiaba fatta di presepi minuscoli, monumentali, scolpiti nel legno, forgiati nel ferro o modellati con materiali inaspettati. Allestiamo il nostro borgo con tanti presepi, nelle finestre, nei vicoli, nei portici, ecco, è tutto addobbato, un centinaio di opere medio-grandi, ecco, da poter visitare durante il periodo natalizio. Il borgo in questo periodo si trasforma in un incantevole percorso dove ogni angolo custodisce un piccolo miracolo artigianale, passeggiandosi avvolti dal profumo del bosco e dal calore delle opere che ogni abitante ha allestito nei cortili, nelle stalle, nei fienili, nelle campagne.
Qui a visitare questo borgo viene da gente da tutto il Veneto, ci apprezzano per le nostre opere. Ogni abitante crea il suo presepe, crea il suo addobbo all'esterno della propria abitazione o all'interno, ecco, a seconda delle disponibilità e appunto per abbellire il paese. Qui vengono a divertirsi sia gli adulti che i piccoli. Certo, noi abbiamo degli spettacoli, dal 16 fino al 6 gennaio abbiamo degli spettacoli, abbiamo un concerto gospel, abbiamo i trampolieri, la Befana il 6 gennaio, ecco, che intrattengono, abbiamo i pony per i bambini del parco giochi di Mura, abbiamo tante attività che intrattengono un po' tutti. Mura diventa così un presepe nel presepe, un luogo dove la magia del Natale non si osserva soltanto. Vi aspettiamo perché merita veramente. Intanto vi ricordo che anche voi telespettatori potete mandarci la vostra natività, il vostro presepe con le consuete modalità, un video della durata di almeno 20 secondi realizzato tenendo il cellulare rigorosamente in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione della natività e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 17 55 340, specificate il vostro nome, cognome e il vostro comune di residenza. E noi adesso andiamo a Belluno. In apertura per la cronaca dal bellunese lo shock di Longarone per il terribile schianto che si è registrato nella tarda serata di ieri sull'Alemagna e che è costato la vita a una giovane mamma di 33 anni. Le cause dell'incidente sono tutte da accertare, compresa la dinamica. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco, tuttavia, nella loro drammaticità, rivelano la gravità dell'incidente in cui ha perso la vita una giovane donna di 33 anni, Elisa De Paris, di Longarone. Per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM. Ferite di media gravità per una 46enne residente nel Pago, al volante della seconda vettura coinvolta nello scontro, accaduto una mezz'ora prima circa della mezzanotte sulla 51 di Alemagna, all'altezza della Luvisotto Serramenti, a poche decine di metri dallo svincolo per Faè. Le due auto, una Ford Fiesta e una Dacia Duster, procedevano in direzione opposta e una delle due potrebbe aver invaso la corsia di marcia poco prima della curva. L'impatto è stato violentissimo. L'allarme ha mobilitato le squadre dei pompieri del comando di Belluno e del distaccamento volontari di Longarone, che hanno messo in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso che hanno richiesto l'interdizione totale del traffico per tutta la durata dell'intervento. Le operazioni si sono protratte fino alle prime ore della notte. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica alla luce dei rilievi di competenza. Elisa De Paris, diplomata all'IPSAR di Falcade, aveva lavorato in diversi locali rinomati del Cadore e da qualche tempo era dipendente del Bar Bianco che la Tebusche ha aperto a Longarone. La giovane lascia due bambini in tenera età, rispettivamente di 4 e 8 anni. Festa di Santa Barbara, tempo di bilanci per i vigili del fuoco bellunesi, sempre Tiziana Bolognani. Alza bandiera in Piazza dei Martiri, la Santa Messa nella chiesa di San Rocco. Si celebra Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco, con le autorità civili e militari della provincia, ed è occasione di consuntivo che fotografa un impegno che non conosce sosta. Tra incidenti stradali, emergenze meteo e soccorsi di ogni tipo, oltre 4.000 le uscite effettuate dai pompieri bellunesi. Quest'anno è stato punteggiato sicuramente dal punto di vista del soccorso da quanto riguarda le emergenze che hanno interessato la strada statale 51, sia a Borca di Cadore che a San Vito di Cadore. Eventi che hanno mostrato, sottolinea Carraretto, come la collaborazione tra vigili permanenti, volontari, protezione civile e cittadini sia ormai un pilastro indispensabile. La presenza di un distaccamento di volontario presuppone una valutazione, diciamo, di distanza e di rischio presente, per cui là dove la comunità è sufficientemente forte da sostenere lo sforzo, diciamo, di mantenimento di questo contingente di vigili volontari, abbiamo distaccamenti volontari, ne abbiamo ben 21. Sono gli incidenti stradali a concentrare il maggior impegno dei vigili del fuoco in provincia, a cui si aggiungono recuperi
recuperi di veicoli e lavaggi stradali. Un quadro che racconta un territorio complesso, fatto di viabilità fragile e condizioni meteorologiche spesso difficili. 384 le uscite legate a vento, neve e pioggia, 62 per frane e slavine, 69 per dissesti statici e sopralluoghi, 30 le emergenze di protezione civile. In chiesa è il vescovo Marangoni a celebrare il rito religioso. Oggi vogliamo portare a Santa Barbara, il loro patrono, diventi così il nostro segnale, indicazione di una strada di testimonianza da portare, da donare. Un lavoro silenzioso, spesso difficile, ma indispensabile per la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini, da oggi con l'obiettivo olimpico alle porte. Olimpiadi che ci vedono coinvolti su più tavoli tecnici in concorso con le altre forze dell'ordine e col coordinamento della prefettura. La struttura del CCS verrà adeguata come sala operativa interforze e in essa troveranno tutti i rappresentanti sia dal punto di vista della security che dal punto di vista di safety e protezione civile qui presso la nostra caserma di via Coldaren. Tempo di bilanci anche per i carabinieri forestali della provincia di Belluno, e questo in occasione della giornata mondiale del suolo istituita dalla FAO. Le verifiche riguardanti l'equilibrio idrogeologico hanno portato all'accertamento di vari illeciti con sanzioni per quasi 3.200 euro per circolazione di fuoristrada nelle strade silvopastorali nei territori soggetti a vincolo. Sono stati multati 77 trasgressori con sanzioni per oltre 18.500 euro. Sono stati inoltre riscontrati 4 illeciti inerenti gli effluenti agricoli con sanzioni per 1.200 euro a carico di imprenditori agricoli. I controlli sull'attività urbanistico-edilizia infine hanno portato a 22 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria. Buone notizie, ci sono buone notizie per Cortina. Lo sliding center ha già richieste per i prossimi 4 anni e l'Apollonio Socrepes ha ottenuto ogni via libera necessario, e questo in vista delle Olimpiadi. Sliding Center prenotato fino al 2030 e per la cabinovia di Apollonio Socrepes è arrivato il nulla osta tecnico di Ansfisa. Nel corso del sopralluogo congiunto sulle opere di Cortina d'Ampezzo, presenti il commissario di governo Fabio Saldini insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, è stata annunciata la manifestazione di interesse da parte della Federazione Internazionale di Slittino per un calendario di eventi quadriennale che verrebbero ospitati nella struttura realizzata per i Giochi di Milano Cortina 2026. In merito invece ai lavori in corso sulla cabinovia Apollonio Socrepes è arrivato appunto il nulla osta tecnico da parte di Ansfisa. Il TAR ha confermato la correttezza delle procedure e da questa settimana si inizieranno a montare i piloni 10 e 1, nonché le strutture meccaniche della stazione di monte. A seguire si procederà con la stazione di valle. L'obiettivo è arrivare a completare l'impianto entro la fine di dicembre, per procedere quindi con il collaudo entro fine gennaio. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. È tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.